Buonasera a tutti ragazzi, siamo all'agriturismo Nonno Carmine. I miei nipoti si sono mangiati 8 kg di prosciutto tanto per incominciare, stanno a dieta. Io non ho mangiato ancora niente. No, tu qua su. Io no. 8 kg di prosciutto perché stanno tutti a dieta qua. Lo vedi Luca? 8 kg di prosciutto ti sei Mezzo mangiato. chilo, sì. Mezzo chilo, Sì. Sicuro, più o sicuro. meno. Sì. Pesate. Io chiuso Si è mangiato 400 il suo, grammi. tutto il suo, tutto il mio e quasi tutto quello di Francesco. Diciamo che te l'ha piaciuta ieri, l'ha pigliata per te. Quindi ragazzi, i miei nipoti si stanno sfondando, in napoletano si dice sfunnan, oppure rompere, come si dice in italiano? C'è anche chi non mangia. E sta chi non mangia. Qua stiamo da nonno Carmine a Baronissi, quindi siamo un po' sopra Salerno. Ciao Marco, Però con la pizza io tutto pago. bene? Io non lo so. Quindi stiamo qua all'agriturismo, stiamo mangiando una pizza, quindi un antipasto e una pizza. I miei nipoti invece si stanno mangiando l'agriturismo, vedi stanno a dieta tutti, quindi si stanno mangiando pure i camerieri a tavola. Quindi è una bella località. Al finale. Sì, sì, non ti piace, non mi piace, ti pareva. Ma no, è bello, va. Guarda qua, al finale è bello, va. No, papà cammina. Ma perché qua stiamo in terrazza, vero? Un agriturismo, va. Al finale noi stiamo fuori, ma è grosso qua al finale. No, ma veramente. No, è grosso veramente. Anche gli animali là. Poi ci stanno, c'è una Secondo me puzza la d'animali, che puzza che ci sta, che sono animali. si cosa qua. Poi qua ci stanno pure gli animali, ragazzi, quindi è roba genuina. Sento una puzza che sale da qua. Sapro cosa lui. Un trattore. Chi ha mangiato? Ho visto un grigio là sotto. Vengono questi uno così. Che ci mangiate? Ho mangiato un tagliere che ci stava Luca a Rind. Allora, Prosciutto. prosciutto, Eh, poi ricotta, ricottino. Bocconcini. capocuore, Capocuore. trippa, Ciao Solaris, Trippa. formaggio di pecora, la trippa con fagioli E Pomodori. e patate e pomodorini, poi Milza. milza, Fagiolini. ciao Fagiolini, Maria, zucchine. fagiolini, zucchine, melenzane, scarole, un macello ragazzi comunque. Però facciamo bruschetta con pomodorini sopra, che portate E più? aglio. E l'aglio, vabbè, l'aglio è normale, Un aglio. po' graglio. Chi mi suggerisce? Ah, lo sapete chi mi suggerisce? Io. Il figlio di mia cognata, poi Assuntina, sono loro che mi suggeriscono, quindi sono loro, i suggeritori. Oppure i magnatori. Anzi, Luca veramente si è mangiato pure un cameriere, quindi Luca si è mangiato pure a chi ti può riendere. Quindi ciao Luca, Che vedi, hai detto come va? saluto. Tutto bene, tutto bene. Assuntina sta... Bruschetta. Vabbè, mo facciamo la pizza, quindi mo che pizza fate voi? Vabbè, io l'ho Allora, fatta assunta, pesante. patatine, crocche giuste. Vabbè, Io con la giusto pizza le patatine. esagero. Assunto, ciao bellissimo. Ciao, grazie. Io giusto le patatine. Giusto le patatine, io mi sono fatto una margherita, quindi perché Ma è stiamo che sei in di- tema light, dieta Però io devo ragazzi, mangiare tutto il giorno. quindi ci manteniamo leggeri, ma io non ho mangiato light. niente. Però la visuale ragazzi qui è No, bella, è bello. Un grigio alla griglia e una passata di verdure rettiliane, Marca, qua più o meno ci può stare, sai perché? Guarda, per tutto sto verde che c'è sta, un grigio sempre esce da qua, un alieno. Quindi diciamo che qua è tutto, stiamo, non dico in alta montagna, ma più o meno. Che è successo? Sì, che ti fanno mangiare? Il più piccolo dice che te ne fame perché non fanno mangiare. Oh, che ragno. Sì, vado, vado a parte da Avellino sul corso, vieni qua così. E poi vado a Montoro, Montoro inferiore, superiore, Avellino, come ci va? Che così, vieni qua. Oh che co! La tirano. Che ci ti fatto a chi morire? No, vuole venire qua, ti trovano un po'. Ah, la casa nostra, la bagnotta è tutta nostra. Perché non ha fatta sci? Ma che ne so, così ci Posso stare a mezza manica. Perché io come sto?
E Solaris, sempre capita qualche volta, non ti preoccupare, sempre arrivo da Avellino. Non ti Pure per le fiere ho fatto 3-4 fiere sul corso di Avellino proprio, quindi può capitare. Ha fatto piangere la creatura perché sta a pantaloncino e maglietta e qui fa un po' freddino, perciò non l'ha fatto uscire qua. Vedi, è fuori, eh. Lui sta dietro la Lucan. Cavo sciforo. Fanno freddo. Poi ci sta mio fratello che tiene il melone. E c'è tutto abbronzato. E che cavo zii, saluto zii, non chiagna. Saluto, che co? Saluto Checco! Ma venghi! Ma venghi! Ragazzi, ci sentiamo che questo piange.